La Via Maestra oggi conduce simbolicamente questo corteo da Piazzale Portanuova qui in Piazza Bra per manifestare su un tema fondamentale, il diritto alla salute. Il corteo della Via Maestra si concentra in Piazzale Portanuova, dove oltre 5.000 persone provenienti da tutta la regione si sono ritrovate per manifestare sul tema del diritto alla salute. Tante le sigle che si uniscono alla CGIL in questa manifestazione regionale: Auser, Federconsumatori, Sunia, Covesap, ANPI, Libera, Legambiente, Arci, ACLI, Associazione Proteo, Rete degli Studenti Medi. Le criticità del sistema sanitario regionale sono tante, dalla carenza del personale sanitario alle liste d'attesa. Oggi giornata di movimentazione, una manifestazione molto riuscita e partecipata, c'è grande soddisfazione anche per la CGIL per un tema così importante come quello della sanità pubblica. Oggi con la Via Maestra, che è un insieme di associazioni di cui noi facciamo convintamente parte, siamo in piazza per la sanità pubblica. Perché sta perdendo, la sua dignità, le persone non riescono più a curarsi, ci sono tagli continui, c'è un tema di riduzione dei posti letti, si allungano le liste d'attesa. Oggi tanta gente ha deciso di essere in piazza con noi e questo è un tema fondamentale che ci dà fiducia e speranza per il futuro. Le richieste sono molte, le facciamo sia al governo Meloni che alla Regione Veneto. La Via Maestra ci indica una serie di temi, oggi c'è la salute, però ce ne sono altri anche così importanti come questi. Certo, la Via Maestra a difesa della Costituzione, quindi questo è un sottotitolo non a caso. Il tema è sicuramente il welfare, ma anche sono quelle che chiamo le controriforme costituzionali che spezzetteranno l'Italia, metteranno in difficoltà le persone che stanno peggio. Addirittura si parla di differenziare la scuola pubblica, questo per noi è inaccettabile, così come il tema dell'ambiente. Il tema dell'ambiente e la difesa dell'ambiente è un altro dei temi che portiamo avanti, proprio all'interno della nostra Costituzione c'è scritto tutto, basta applicarla. E noi appunto oggi sulla sanità, ma su tutti i temi siamo impegnati come CGIL. Anche l'ANPI segue questa Via Maestra per il rispetto dei diritti dei cittadini, perché ci sono derive che fanno presagire momenti infausti. Quanto è importante la partecipazione anche dell'ANPI? L'ANPI è fondamentale perché la Via Maestra si basa essenzialmente su una questione che riteniamo anch'essa fondamentale, il ripristino e l'adeguamento della nostra iniziativa, delle iniziative legislative alla Costituzione. Qui è messo in discussione l'articolo 32, sono messe in discussione in questa manifestazione anche le leggi che poi hanno determinato una sanità pubblica, la famosa riforma della sanità della fine degli anni 70. E quando vengono messi in discussione i presupposti costituzionali, l'ANPI c'è della Via Maestra in tutte le iniziative che appunto si fanno attorno a questo obiettivo. C'è un periodo in cui la gente sembra distratta, non ha voglia di partecipare alla vita politica, tranne oggi che c'è un grande riscontro di presenze. Però questa disaffezione, soprattutto nei confronti della politica, come si può invertire la rotta? Abbiamo un'unica strada, allarmare le coscienze dei cittadini che il pericolo che stiamo correndo sulla sanità, sulla scuola, sulle libertà individuali e collettive ci portano a un declino che il nostro Paese non può vivere e dobbiamo essere attenti nel momento in cui facciamo queste affermazioni, perché alle volte possono sembrare particolarmente rudi o violente, invece è esattamente questo. Se guardiamo nel dettaglio l'azione di questo governo ha queste caratteristiche: limitare la libertà dei cittadini come il decreto che stanno approvando, e noi non abbiamo un'altra strada che manifestare il nostro dissenso attraverso la piazza, le strade, le manifestazioni. È un lavoro lungo, ma dobbiamo farlo e siamo convinti che appunto quando chiamiamo le persone sulle questioni concrete, come verifichiamo oggi, le persone scendono in piazza e iniziano i cortei. Anche il Covesap in piazza segue questa Via Maestra per lottare per il diritto alla sanità pubblica. È importante essere in piazza in questi momenti? Assolutamente, Covesap è stato subito al fianco della CGIL per la Via Maestra, fin dalle prime tappe, anche le prime tappe. E Covesap ovviamente in questa occasione è presente massicciamente. C'è tanta attenzione nei confronti della sanità e
anche i movimenti come il Covesapp hanno il loro ruolo fondamentale per riuscire a tutelare i diritti dei cittadini. Assolutamente, Covesapp è la sigla del Coordinamento Veneto Sanità Pubblica. Esistono in Veneto tantissimi movimenti in ogni città, in ogni ULSS, tutti si sono coordinati e messi insieme. Questa è la nostra quinta manifestazione regionale, abbiamo avuto punte di 10.000, 11.000 partecipanti, come la seconda a Vicenza. Anche il PD percorre questa via maestra. È importante far sapere che esiste una possibilità di reazione a quelle che sono le ingerenze del governo nella sanità pubblica. Che cosa si può fare per combattere questa deriva? Sono due le cose che bisogna fare immediatamente. Prima di tutto metterci 20 miliardi in più nella sanità pubblica a livello nazionale, per arrivare comunque a un punto in più, quantomeno di PIL all'interno del finanziamento. Dopodiché bisogna avere un'organizzazione migliore, perché noi dobbiamo non delegare il privato, dobbiamo investire nel pubblico, noi dobbiamo mettere in sicurezza i nostri medici, i nostri infermieri, i nostri sanitari, il comparto. Non deve andare via e dobbiamo garantire quindi la prevenzione, soprattutto le liste d'attesa ai cittadini nei tempi previsti dalla legge. Eppure il Veneto declama tante capacità nel campo sanitario, però i cittadini lamentano comunque queste difficoltà sia nelle liste d'attesa ma anche nella possibilità, insomma, di far rimanere questo un servizio pubblico così come altri dovrebbero essere. Come si riesce a convincere le persone a vedere che la strada giusta, la strada maestra è un'altra? Ma guarda, intanto la manifestazione è importante per questo, perché di fatto mettere e vedere la gente in piazza di per sé coinvolge il mondo e quindi possiamo cambiare le cose, le dobbiamo cambiare, perché altrimenti fra 10 anni, non domani, è già iniziato il percorso, ma fra 10 anni vedremo veramente la deriva della sanità pubblica. Allora noi dobbiamo convincerli e purtroppo cosa succede? Che la gente se ne rende conto quando ha bisogno, e siccome che nel 2022 dati regionali 29 milioni sono state le prescrizioni e le erogazioni sono state 16 milioni, vuol dire che 13 milioni di visite, di prestazioni non sono state erogate nel servizio pubblico o pubblico convenzionato, un problema c'è. Allora noi abbiamo il dovere di mettere in moto tutti questi movimenti per risolvere, quantomeno cambiare la rotta, in modo tale da difendere la nostra sanità pubblica. La Via Maestra, anche Sinistra Italiana, partecipa a questa manifestazione. Soprattutto in Veneto c'è una grande esigenza, quella di riportare la sanità pubblica al centro dell'attenzione dell'agenda politica. Quali sono le vostre iniziative anche per riportare questo tema al centro dell'attenzione? Per riportare il nostro impegno forte rispetto a un tema prioritario. Tra l'altro il primo capitolo di bilancio della Regione, l'80% dei fondi regionali sono per la sanità, ma una sanità purtroppo gestita male e sempre di più al servizio della sanità pubblica, per cui il punto principale è bloccare questa tendenza e riportare, difendere la sanità pubblica. Seconda cosa, ottimizzare sicuramente i servizi legandoli sempre di più al territorio, migliorando fortemente sulla possibilità delle assunzioni, prima di tutto perché siamo sempre sotto organico, sui finanziamenti per la formazione, per la qualità dei servizi erogati, soprattutto per la riduzione delle liste d'attesa e il cancellamento dei galleggiamenti. Questi sono solo alcuni temi, perché poi i temi sono molti altri. Adesso c'è la sfida anche degli ambiti territoriali e su questa anche in Regione ci stiamo giocando in Commissione per fare in modo che le linee guida regionali siano sempre più semplici anche per arrivare a questa rete che è una grossa collaborazione tra comuni e Regione. Anche il mondo dell'associazione partecipa al percorso di questa via maestra. È importante far sentire la voce dei cittadini anche grazie alle organizzazioni come la vostra. I cittadini sono i primi che subiscono poi la mala sanità. È incredibile dover manifestare per rivendicare un diritto, quello che dovrebbe essere garantito dalle istituzioni, quindi è giusto esserci in piazza e manifestare. Quante segnalazioni arrivano alla vostra associazione riguardo la sanità pubblica? Ma direttamente all'associazione no, perché non è che poi ci occupiamo di questo, però nelle relazioni di tutti i giorni è evidente il degrado continuo della sanità
Qui in Veneto, e non parliamo poi di altre regioni, soprattutto quelle del sud, qui in Veneto chi ha un po' di anni si ricorda che la situazione era molto diversa, c'era una qualità del servizio sanitario su cui si poteva contare, e mano a mano nel corso del tempo questa è degradata e sta continuamente degradando, e io credo volutamente per dare maggiore spazio alla sanità privata. Il corteo conclude il suo percorso in piazza Bra con le dichiarazioni dei rappresentanti delle varie componenti che rappresentano la via maestra, con l'impegno di proseguire la lotta e ottenere i risultati che i cittadini reclamano.